italiano è la lingua della borghesia italiana. Perché non è la lingua sul popolo italiano. L'italiano, sul popolo italiano, va ancora con i dialetti. Su siciliano va di siciliano, su milanese va di milanese, su romano va di milano, su napoletano va di napoletano. E così De Filippo, o Pirandello, o Belli, o Trilussa, o Goldoni, che ha scritto russo in veneziano. E questa è la storia nostra. La vera lingua della gente italiana non è la lingua italiana. Proprio a me non mi piace l'italiano. La lingua italiana, ti non ha raduno cada 40 anni. Un professore italiano. Professore italiano, sono stato 40 anni in sentendo questa lingua. E ha scoperto una cosa, che non è la lingua sul popolo italiano, ma la lingua è una lingua artefatta. Su francese è diverso. Su francese è la lingua della gente francese, del suo popolo francese. E forse in francese, secondo me, è più bello, perché in italiano non anda bene. Lui parlava un ottimo italiano e parlava più spesso in italiano che non in sardo, Ciccio Tommaso, anche con noi. Quindi questo ti dice che non era un fissato, si dice così, un fissato sulla lingua, però coglieva l'essenziale, cioè il concetto di salimba e satitta, salimba e sulate. Sono rimase queste metafore della lingua sarda come lingua materna. Salimba proprio de sulate de sa mamma. La storia nostra, della terra nostra, è che è la storia pure di Arasolè. Siamo stati qui con caso. Perché púnicos, cartaginesos, romanos, bizantinos, vándalos, aragonesos, catalanos, spagnolos, piemontesos e italianos. Tutto che pare. Non ha fatto l'atto, la prima cosa dobbiamo configurare la lingua. Eppure non bisogna resistere. Qualcuno ha detto a un popolo, tu puoi togliere tutto, ma se gli lasci la lingua, questo popolo continuerà ad esistere. Se a questo popolo tu gli lasci tutto, ma gli togli la lingua, questo popolo non esisterà più.